tutti, io sono Maria Grazia e saluto tutti i bambini e in particolar modo i bambini della scuola di Tissi. Oggi siamo qui insieme per questo laboratorio sul riciclo della plastica e creeremo questi simpaticissimi robot portaoggetti che potrete mettere nelle vostre camerette sia per maschietti che per femminucce. Allora, io ho scelto questo contenitore di un detersivo e chiaramente voi potete vedere cosa c'è a casa vostra e scegliere tra i contenitori dove verrà esaurito il detersivo. Come prima operazione bisogna togliere l'etichetta. Probabilmente resterà un po' di colla appiccicata sul barattolo, per cui la nostra decorazione verrà fatta proprio qui, in modo che le macchie di colla non si vedano. Allora bambini, dobbiamo utilizzare un cutter, state molto attenti, se possibile vi farete aiutare dai vostri genitori perché è un po' pericoloso. Allora, pratico un'incisione in questo punto e piano piano taglio il mio barattolo su tutta la lunghezza, lasciando qui dietro uno spazio in modo che io possa aprire e chiudere facilmente. 1 e 2, ecco qua. Ok, allora, siccome il barattolo sarà un po' tagliente, prenderemo dello scotch, eccolo qua. Man mano vedrete il materiale che utilizzeremo e come potete vedere sul tavolo ho recuperato un po' di oggetti interessanti che ho trovato in giro per la casa, perché quando decido di creare qualcosa di nuovo conservo sempre ciò che mi sembra interessante. Una cosa molto importante quando fate il riciclo è utilizzare la fantasia e la creatività, perché un oggetto che apparentemente potrebbe sembrare inutile può avere una nuova vita, ma questa gliela dovete inventare voi. Ad esempio, una piccola lampadina potrebbe diventare l'occhio del nostro robot. Ok, allora, adesso con questa operazione inizieremo a proteggere la parte tagliente della bottiglia di plastica. Eccoci qua, attacchiamo ben bene così. Opla. Anche se non è precisissima non importa, perché tanto quando andremo a spruzzare tutto con la bomboletta verrà tutto nascosto con la bomboletta, poi voi potete decidere di attaccare quello che più vi piace, quello che trovate in giro. Allora, finiamo l'operazione. Eccoci qua. A posto. A questo punto ci armiamo di mascherina, guantini, bomboletta e andiamo fuori a decorare d'argento la nostra bottiglia. Allora, operazione terminata, la nostra bottiglia si è asciugata e siamo pronti per proseguire. Allora, come primo passaggio metteremo gli occhi al nostro robot. Ecco qua, scaldo la colla a caldo, ma prima li terrò fermi con un pezzo di scotch biadesivo che mi permetterà di incollarli con maggiore facilità. Allora, così
eccolo qua. Perfetto. Allora, una volta che li incolliamo così, procediamo a decorare tutto il nostro robot. Allora, ho deciso di mettere sulla pancia, anzi, stavo valutando due cose. Ho una scatoletta che ho preventivamente spruzzato di nero, eccole qua, le scatolette del tonno. Mi raccomando bambini, state attenti al filo interno che potrebbe tagliarvi le mani, quindi anche qui o mettete dello scotch o fate molta attenzione. Allora, incolliamo ora con la colla a caldo la scatoletta, vediamo se la nostra colla si è scaldata. Anche per questa operazione della colla a caldo fate molta attenzione perché brucia le manine. Allora, eccoci qua, ne metto in abbondanza perché si deve appiccicare bene. Appoggio al centro. E ricordatevi di lasciare sotto la colla a caldo sempre un qualcosa dove può sgocciolare. Allora, adesso inserirò all'interno della mia scatoletta questo pezzettino di lavandino che mi si è rotto proprio stamattina. Anche questo l'ho fatto tutto argentato. Metto sempre la colla così e lo inserisco come se fosse la bocca del mio robot, una bocca sulla pancia, ecco qua, quando deve parlare di cose vere. Voilà. A posto così. Allora, adesso dobbiamo sistemare gli occhi. E mettiamo 2 punti di colla, 1 e 2. Applicherò una perlina, 2 perline diverse perché è più carino, poi se avete 2 perline uguali sarà lo stesso carino. L'altezza degli occhi potete deciderla voi, vedete qui li ho messi più in su mentre qui sono un pochettino più dritti. Adesso guardo il mio robot e vedo un attimo come posso arricchire la mia composizione. Questi sono dei piccoli tasselli che ho trovato nella mia cassetta degli attrezzi. Allora, mi sembra proprio carino posizionarli qua, 1, 2, opla. Allora facciamo asciugare i fili e poi li togliamo tutti quanti. Teniamo premuto per un po' quando non si incolla subito, così, eccoci qua, 1 e l'altro andrà qui. Ok, così. Allora, adesso devo applicare questo piccolo colletto, chiamiamolo così. Queste sono le formine dei muffin. Dopo che vostra madre o vostro papà cucinerà i muffin, potete recuperarli in questo modo. Allora, anche qui fate una piccola incisione e con le forbici tagliate tutto intorno in modo che potete infilarlo così.
eccoci qua, voilà, potete infilarlo sulla bocca del vostro barattolo in alto e poi potete riavvitare il tappo se volete, ma valutando sempre se vi vengono delle idee particolari potete anche sostituire cammin facendo. Adesso io riguardo il mio robot e decido un attimo cosa potrei attaccare di carino. Allora, dobbiamo costruire adesso le sopracciglia, perché secondo me gli starebbero veramente bene. Ecco qua. Prendiamo la molla di una molletta, che spesso e facilmente e volentieri si rompono, le mollette di plastica. Recuperiamo tutte le mollettine, eccole qua, quelle d'acciaio. E verrà fuori, teniamo un attimo, verrà fuori un carinissimo sopracciglio. Se dovessi averne solo una non è un problema, perché questi robot sono molto carini quando hanno degli elementi differenti uno dall'altro. Allora bambini, voi mi chiederete, ma questi occhi da dove li ha tirati fuori o questa mascherina? Eccoli qua, è la confezione delle uova, potete tirare fuori tutte le mascherine che volete, il monocchio, tutti e due gli occhi, davanti e dietro hanno delle forme differenti. Le ho tagliate con le forbici, in questo modo, così, quindi sono anche molto facili da ritagliare, fino a ottenere questa forma e poi le ho colorate con la bomboletta. Prendo la forchetta di plastica e con le forbici taglio. Metto la colla in questo modo e ok, e creo l'altro sopracciglio. È molto carino anche se rimane bianco, perché il bianco, il nero e l'argento stanno molto bene insieme. Fate molta attenzione ad abbinare anche sempre i colori, perché l'abbinamento dei colori vi darà un risultato ancora più bello nella costruzione del vostro robot. Per la costruzione, così. Vediamo un attimino. Perfetto, direi che è veramente simpatico. Allora, aggiungiamo degli altri particolari. Vediamo un po'. E prendiamo i tappi dei pennarelli. Anche questi li ho colorati d'argento prima di iniziare a lavorare. Ok, sempre con la colla a caldo vado sul bordo, sistemo un tappo, due, tre, e 4. Teniamo un attimo. Allora, io direi che come ultimo tocco possiamo utilizzare delle cuffiette di auricolari che non funzionano più, quindi mi raccomando, non fregate i vostri genitori le cuffie che funzionano, gli auricolari che funzionano. Allora, vediamo un po'. 1, 2,
quindi se si dovesse staccare qualcosa mentre state costruendo, non preoccupatevi, perché sono piccoli incidenti di percorso. Ecco bambini, adesso abbiamo terminato il nostro robot, credo che vada bene così, e come potete vedere, anche utilizzando materiali molto simili tra di loro, possiamo creare dei robot sempre diversi, mettere tutti gli accessori che vogliamo e avere dei compagni di stanza molto molto simpatici. Oggi abbiamo terminato così. Ci vediamo per la prossima volta, la prossima tecnica che riguarderà il riciclo del vetro, e questo sarebbe molto carino farlo insieme alle vostre mamme, perché sono sicura che sarà una cosa molto molto bella per mamme e bimbi. Ciao a tutti!